all'azienda di biogas a Cavanella d'Adige, razziati cavi elettrici per 150.000 euro, il racconto del titolare, il video dei banditi in azione. Moschea di Mestre, in piazza le manifestazioni opposte di Forza Nuova e No Global e allerta sicurezza, e la questura vieti i contrapposti cortei ma autorizza i presidi in orari diversi. A Mestre Marghera, boom di stranieri e affari illeciti, ecco il racket delle residenze, il business invisibile dietro i permessi di soggiorno, oltre 1.000 euro per una lettera di ospitalità. L'ho fatto per il bene di mio figlio, le parole della mamma di un ventenne di San Donà di Piave che ha detto ai carabinieri dopo aver denunciato il figlio in seguito alla droga. Giornata di tensione a Palazzo Farrofini a Venezia, questa mattina consiglio riunito con il presidente Stefani per l'approvazione del bilancio, in contemporanea il presidio di protesta della CGIL. Rincari carburante, la concessionaria Autostrade Alto Adriatico pronta a ridurre il prezzo nelle aree di servizio delle sue tratte di competenza, un sostegno importante a fronte dei continui rialzi dei costi. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Questi dunque i titoli, ma subito vi presentiamo il sondaggio di questa sera che si riaggancia a quanto vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi con la proposta del Presidente della Regione Stefani di vietare i social agli under 14. Vi chiediamo se secondo voi è giusto, sì 0422 162691, no 0422 162690. La chiamata è gratuita, l'esito come sempre questa sera nel corso di A-Ring. E allora veniamo alla cronaca in primo piano con il colpo all'azienda di biogas di Cavanella d'Adige a Chioggia. I ladri entrano con il furgone nell'impianto e rubano 150.000 euro di bobine di cavi elettrici. Incappucciati si sono diretti a colpo sicuro verso lo stoccaggio delle bobine di cavi elettrici consegnati appena qualche ora prima. Sono entrati dal cancello laterale dell'azienda di biogas Galman a Cavanella d'Adige a Chioggia con un furgone che ha percorso tutta l'area degli impianti e una volta arrivati, non curanti delle telecamere di videosorveglianza, hanno forzato il magazzino e rubato 17 bobine su 19. Valore attorno a più di 100.000 euro, 150.000 euro totalmente di materiale elettrico legato a rame. È stato un furto ben programmato. L'azienda sta infatti adeguando l'impianto di biogas a quello di biometano, motivo per cui nella giornata di giovedì scorso, dalle 12 alle 3 di notte, è continuato il viavai di persone che trasportavano materiale, tra cui i cavi elettrici. Appena qualche ora più tardi, il furto. Nella fuga, i malviventi hanno perso 5 bobine, trovate il giorno dopo in un fosso di un'azienda agricola vicina, ma ormai fuori uso e per questo stoccate nuovamente alla Galman. Domenica notte, l'ultimo colpo. I ladri, 3 o 4 persone, sono tornate a riprenderle. Complimenti ai malviventi, i quali sono portati via del materiale che non ha più nessun valore. La cosa che impressiona di più è quanto al giorno d'oggi la gente non abbia neanche, entri nelle aziende eccetera senza aver neanche il problema di essere visti. Non hanno, neanche visto bene di prendere un martello e spaccare le telecamere, no, neanche quello, ci mancava solo il saluto. È una sensazione che devo dire brutta per il semplice motivo di sentimento di insicurezza e sentimento di solitudine. Moschea di Mestre, in piazza le manifestazioni opposte di Forza Nuova e No Global e chiaramente allerta sicurezza. Allora andiamo subito a vedere com'è la situazione in diretta con Anna Maria Parisi insieme a Simone Merlo. Buonasera Anna Maria. Eccoci, buonasera Francesca, e questa è la situazione in diretta. Centinaia e centinaia di persone, non soltanto ragazzi dei centri sociali ma anche molti cittadini, con lo striscione bianco alle nostre spalle che racconta tutto. Mestre antifascista. È così, vero Sebastiano Bergamaschi del centro sociale Rivolta? Assolutamente è così, la manifestazione di oggi punta proprio a dimostrare che Mestre
rifiuta e non ha intenzione di lasciare neanche un metro di corteo ai neofascisti di Forza Nuova per lasciargli prendere il palcoscenico che cercano di ottenere venendo a Mestre con l'obiettivo di fare un corteo. Il grande primo risultato è già stato ottenuto, cioè il corteo di Forza Nuova è stato bloccato. Scusami, ti interrompo un secondo per spiegare ai nostri telespettatori la ragione di questa protesta, di questo presidio, ovvero la moschea di Mestre, che si trova a pochi passi da dove siamo noi in via Giustizia. Ecco, contro questa moschea i rappresentanti di Forza Nuova di tutto il Veneto manifesteranno a breve in contemporanea a poca distanza da qua, a nemmeno mezzo chilometro da qua, dal piazzale della stazione dei treni. Noi ci troviamo adesso in via Piave, piazzale della Madonna de Lourdes, via completamente bloccata, anche visto il presidio, devo dire, cospicuo di uomini delle forze dell'ordine. E inizialmente Forza Nuova aveva chiesto di non soltanto stare in presidio ma di manifestare in corteo, però i due cortei, il vostro e il loro, si sarebbero incontrati, quindi la questura non li ha autorizzati. Sì, come ti spiegavi, Forza Nuova sta cercando di utilizzare la questione della moschea per prendersi un palcoscenico che questa città non vuole dargli, non vuole dare spazio a idee di odio e discriminazione e razzismo, e soprattutto per questo abbiamo deciso di mobilitarci e di far sì che la Mestre antifascista scendesse in piazza proprio per impedire il corteo di Forza Nuova, che è già un primo risultato ottenuto. Chiaramente la ragione e soprattutto il primo strumento per riuscire a far sì che questo risultato venga confermato e che quindi il corteo di Forza Nuova effettivamente non ci sia a Mestre è quello di dar vita al presidio di oggi, di rimanere un minuto più di loro e di far sì che il corteo di Forza Nuova non ci sia. Ecco, grazie a Sebastiano Bergamaschi. Ricordo che non soltanto i ragazzi dei centri sociali sono qui presenti, ecco, vediamo con le immagini di Simone Merlo le bandiere sventolare qui con i tanti manifesti e una scritta su tutte, quella di questo striscione: Mestre antifascista. E per il momento da via Piave è tutto, con le immagini di Simone Merlo ti restituisco la linea, Francesca. Grazie davvero Anna Maria, grazie a Simone Merlo, e naturalmente continueremo a seguire la manifestazione con Anna Maria Parisi. A Mestre Marghera, boom di stranieri e affari illeciti. Ecco il racket delle residenze, il business invisibile dietro ai permessi di soggiorno, dove ci sono appartamenti abitati da 9, 10, 15 persone, perché è evidente che non è possibile subaffittare a così tante persone, e solo l'elemento, la strategia, ecco, la tecnica della dichiarazione di ospitalità può aggirare questi vincoli, e lì si annida la criminalità. Si chiama racket delle residenze, accade in particolare a Mestre e a Marghera, dove la popolazione di residenti stranieri negli ultimi 20 anni, a partire dal 2002, è cresciuta rispettivamente del 631% e dell'867%, come da studio di Ca' Foscari, commissionato da Fondazione Pellicani e documentato dai dati di Veneto Lavoro. Un vero record, così come la cifra pagata dai cittadini stranieri per una lettera di ospitalità al fine di ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno in vista di un lavoro. Sui 1.200 euro all'anno, cui vanno ad aggiungersi non meno di 500 euro mensili per un posto letto in un appartamento, il più delle volte condiviso con sconosciuti. Qualche migliaio di euro poi complessivamente, perché molto spesso, oltre alla redazione della dichiarazione di ospitalità da allegare alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno o di rinnovo di permesso di soggiorno, poi quella abitazione stabile per poter continuare a esistere richiede una pattuizione o comunque una dazione di denaro, è evidente. È il mercato grigio dell'alloggio, dove la residenza diventa una merce necessaria per lavorare e restare in regola. La questura sappiamo che sta approfondendo le questioni. I controlli spettano al comune e alle forze dell'ordine, tra cui polizia locale, polizia di Stato e guardia di finanza, ma tra paura di denunciare verifiche difficili, il sistema continua a prosperare. Il messaggio alla prossima amministrazione comunale.
indire una consulta permanente, un tavolo permanente tra istituzione e rappresentanti dei cittadini o comunque amministratori di condomini, anche magari con un sistema di whistleblowing dove possano essere vagliate e analizzate tutte le situazioni di criticità, in modo tale che poi l'istituzione comunale possa utilizzare la forza di polizia di prossimità per effettuare questi controlli. Viaggiare sta diventando sempre più complicato, i rialzi dei prezzi del carburante stanno mettendo in crisi automobilisti e camionisti. Solo qualche giorno fa la CGIA di Mestre aveva sottolineato, senza mezzi termini, che a pesare su aziende e cittadini è sempre più il caro carburante, con il gasolio ad oggi decisamente sopra i 2 euro al litro. Particolarmente preoccupati sono gli autotrasportatori, che hanno ammesso come senza un intervento il settore rischi il collasso. Così il concessionario che gestisce la rete autostradale del Veneto si è detto disponibile a ridurre i costi del carburante per una durata di 20 giorni fino a 5 centesimi al litro, che si aggiungeranno alla riduzione di 25 centesimi approvato dal Consiglio dei Ministri con decreto legge il 18 marzo scorso. Insomma, andare alle pompe di benzina nelle tratte di competenza A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Conegliano, A23 Udine Sud Palmanova, A34 Villesse Gorizia, A57 tangenziali di Mestre fino al Terraglio costerà meno. Un modo per dare il proprio contributo alla situazione contingente al fine di venire incontro all'utente e di massimizzare i benefici. Con questa azione coordinata con le altre concessionarie autostradali intendiamo sostenere l'intervento del governo e dare un segnale di vicinanza alle migliaia di famiglie, lavoratori e pendolari che attraversano la nostra rete autostradale, una delle più trafficate in Italia e in Europa, soprattutto in un periodo come quello del Ponte Pasquale, contrassegnato da un incremento dei transiti, spiega il presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco, che ricorda come la stessa società sia impegnata da anni anche nel contenimento dei pedaggi autostradali, fermi dal 2018, a favore degli utilizzatori dell'autostrada. Presidio della CGIL è davanti al Consiglio regionale per protestare contro un bilancio che dice non sostiene famiglie, sanità pubblica e lavoro. Ad oggi non c'è un chiaro tavolo di indirizzo che possa in qualche maniera orientarsi sul modificare ed affrontare un problema trovando soluzioni. C'è un problema drammatico che investe i servizi residenziali. Presidio davanti al Consiglio regionale di CGIL Veneto e CGIL provinciali per protestare contro un bilancio che, dicono, non sostiene famiglie, sanità pubblica, welfare, lavoro, ambiente e non affronta l'emergenza abitativa. Servivano altre scelte per dare risposte alle emergenze della nostra regione, a partire dalla sanità, dove le liste d'attesa sono ormai insopportabili per le persone e sempre più persone decidono di non curarsi o fanno debiti per curarsi. Abbiamo un tema della non autosufficienza. Con il dato demografico della nostra regione è un'emergenza, ma purtroppo non abbiamo risposte. Così come sul tema della casa, dell'ambiente, della salute e sicurezza. E poi c'è l'emergenza lavoro. Tra i più colpiti, evidenzia il sindacato, i pensionati. In questa legge di bilancio però non vediamo un cambio di passo vero per gli anziani e quindi tutta la parte che riguarda la non autosufficienza rimane invariata, quindi rimangono tutti i problemi sia della residenzialità, quindi delle case di riposo con l'aumento delle rette, il fatto che non si aumentino le impegnative di cura
appunto di residenzialità, ma anche tutta la parte della domiciliarità. Non abbiamo servizi territoriali e di prossimità, quindi le famiglie sia nell'ambito della non autosufficienza, della residenzialità che della domiciliarità perdono parte del loro reddito. Chiediamo sicuramente più risorse fresche proprio della Regione da investire sia nel problema del caro rette e quindi rispetto alle impegnative di residenzialità, e dall'altra parte sulla domiciliarità, servizi veri e servizi di prossimità. Basso e Biancardi sono state ricevute poi insieme a una delegazione dai capigruppo di maggioranza e minoranza e dal vicepresidente del Consiglio regionale. Abbiamo ribadito con forza le nostre richieste, ha dichiarato Basso, registrando l'interesse sia della minoranza che della maggioranza. Attendiamo i prossimi 3 giorni per vedere se nella fase conclusiva della discussione potranno essere accolte almeno alcune delle nostre istanze, ha concluso. Immediata la replica del governatore Stefani alle accuse della CGIL. Mi dispiace, dice, che non abbiano capito perché in questo bilancio sociale e sanità sono al centro. Per il PD invece le azioni da mettere in campo sarebbero altre. È un bilancio che parla di sanità e sociale e mi spiace che la CGIL non abbia letto adeguatamente quelle che sono le iniziative raccolte in questo bilancio, che investirà gran parte delle sue risorse proprio in questo. Vorrei dire che forse la CGIL dovrebbe capire che dal punto di vista delle risorse legate ovviamente a questi aspetti riguardano anche tanti lavoratori. I lavoratori oggi hanno a che fare con i carichi assistenziali, un genitore in RSA, asili nido, quindi per poter promuovere anche ovviamente l'infanzia, e questo è assolutamente fondamentale per offrire ai lavoratori dei servizi. Sociale è una parola che riguarda a 360 gradi l'essere umano, quindi anche i servizi per la prima infanzia, anche i carichi assistenziali che oggi sono la principale necessità di un dipendente. Il governatore Stefani risponde così alle accuse della CGIL, che ha definito il bilancio regionale poco coraggioso, e con lui anche consiglieri e assessori della maggioranza replicano. È una maratona dove si cerca il prima possibile di arrivare alla conclusione, perché prima abbiamo sicurezza e disponibilità di risorse, prima possiamo anche agire. È chiaro che il bilancio è la traduzione operativa di quella che vuole essere la nostra visione che diamo al Veneto. È anche chiaro, occorre dirlo con chiarezza appunto, che si tratta di un bilancio di transizione, non si può promettere all'universo mondo, quindi si è cercato evidentemente di dare spazio, al di là delle partite obbligatorie, anche a quelli che erano temi importanti come l'attenzione alle marginalità o a tutte quelle aree più fragili, o al fatto di non voler mettere mano nelle tasche dei veneti. Evidentemente prossimamente potremo fare delle scelte più importanti. È chiaro che adesso l'urgenza era uscire dall'esercizio provvisorio. Per il Partito Democratico invece le azioni da mettere in campo sarebbero decisamente diverse. Uniamoci al Friuli, l'autonomia, facciamo le commissioni congiunte, ma di cosa stiamo parlando? Qua abbiamo gente che se non ha i soldi non si cura, siamo l'unica regione d'Italia che non mette soldi sul trasporto pubblico locale, abbiamo una carenza infrastrutturale di primo livello perché non c'è solo Pedemontana, esiste anche un mondo infrastrutturale abbandonato, in un momento dove c'è il caro energia, il caro gasolio che ne fa in qualche modo da sgambetto finale, e questi ci vengono a fare un bilancio ordinario come se fossero chiusi in una bolla che non si accorgono di cosa succede intorno, e dopo anziché parlare dei temi importanti ci vengono a parlare dei macro accorpamenti e dell'ahimè perché non abbiamo l'autonomia. I licenziamenti alla Invest Cloud di Marghera. Dopo l'incontro in regione con aziende e sindacati, l'assessore alle imprese Massimo Bitonci annuncia la volontà di trovare soluzioni per salvare le 37 famiglie coinvolte. È stato un incontro direi molto proficuo, perché intanto è stato chiarito il tema dell'intelligenza artificiale, nel senso che per la prima volta l'azienda ha detto che il tema dell'intelligenza artificiale non c'entra e che è proprio una vera e propria delocalizzazione dell'azienda in altri siti produttivi dove ci sono dei centri di finanza.
Dopo una lunga discussione io ho proposto di rivederci tra 15 giorni, proponendo anche altre soluzioni, quindi non la chiusura dell'unità produttiva proprio qui a Venezia, ma di rivedere invece la posizione, magari con un workers buyout, cioè quei lavoratori che continuano l'attività dell'azienda, come altri esempi a livello nazionale. Ma abbiamo anche degli interessamenti da parte di alcune aziende del settore dell'informatica in Veneto e quindi la possibilità anche di cedere l'attività o affittare l'attività. Quindi direi che potrebbe essere una soluzione operativa e in base a questo, ricordando anche che ci sono 37 famiglie che insomma con i dipendenti che rischiano di perdere il posto di lavoro e quindi una vera crisi aziendale, una soluzione che potrebbe tra 15 giorni sfociare in una nuova opportunità. È davvero tutto, come sempre, ora la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.